Cari amiche e cari amici, un buon pomeriggio e buon lavoro a tutti. Mi state scrivendo in tantissimi e davvero vi ringrazio per l'affetto, l'amicizia, la stima e anche le confidenze che mi fate, quindi un abbraccio virtuale a tutti quanti. La domanda che mi viene fatta in questi giorni è conseguente alle dichiarazioni in conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, il professor Mario Draghi, sul cosiddetto pass vaccinale per il passaggio da una regione gialla ad una regione di diverso colore, arancione e rossa, quindi dove c'è un incremento della curva epidemiologica. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che non abbiamo ancora il testo del decreto legge, quindi stiamo facendo solo delle ipotesi. Farò poi un video ad hoc non appena il decreto legge sarà emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Voglio solo però fare questa riflessione, questa considerazione. È certamente vero che laddove si contrappongono diritti costituzionali in una logica, in una dimensione di bilanciamento, uno finisce per prevalere sull'altro, però la prevalenza deve sempre rispondere a dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità e non può mai sacrificare in maniera assoluta gli altri diritti. Bisogna, dice la Corte con una nota sentenza, la numero 67 del 1990, assicurare loro quella che viene chiamata una minima operatività. Quindi la dimensione collettiva della salute, se può portare a limitare gli altri diritti costituzionali, non può però arrivare a comprimerli in maniera assoluta. Quindi, anche ammesso che la libertà di circolazione possa essere limitata in presenza di una pandemia, lo dice tranquillamente l'articolo 16, parte prima della Costituzione, cioè che appunto la libertà di circolazione per motivi di interesse sanitario può subire delle limitazioni sulla base della legge, e qui siamo in presenza, dice la giurisprudenza, di una riserva di legge relativa. Io ho dei dubbi che la riserva sia relativa, anche se la giurisprudenza costituzionale va in un'altra direzione, però attenzione che la limitazione non può comportare anche a una discriminazione o a una modulazione nell'esercizio dei diritti costituzionali, nel senso di garantire dei diritti pieni a chi è in possesso del pass vaccinale per passare da una regione gialla a una regione rossa arancione, oppure in possesso di un tampone negativo, oppure se esibisce la certificazione attestante di aver contratto la malattia e quindi di avere gli anticorpi che hanno reagito all'agente virale SARS-CoV-2, rispetto a chi. Peraltro ricordo che al di là delle professioni sanitarie, degli operatori di interesse sanitario, il vaccino non è obbligatorio, chi il vaccino non lo ha fatto o chi non vuole sottoporsi al tampone. Si potrebbe obiettare, però lo spostamento potrebbe essere sempre consentito, si dovrebbe andare in questa direzione per motivi di salute, per motivi di lavoro, per motivi di necessità. Ma anche in questo caso, al di là di queste ipotesi, in tutte le altre, in tutte le rimanenti, resta comunque una differenziazione legislativa irragionevole che potrebbe porre, perché poi è la Corte Costituzionale che deve intervenire, dei problemi di compatibilità con l'articolo 3, comma primo della Costituzione. Io non mi sorprendo più di nulla, perché quando ci troviamo davanti un Parlamento che in più di un anno non è riuscito ad approvare una sola legge organica per riappropriarsi dell'emergenza ed eventualmente dare al governo la possibilità di modulare le misure di contenimento con dei regolamenti che sono poi sottoposti al parere obbligatorio, anche se non vincolante, del Consiglio di Stato, sono emanati dal Presidente della Repubblica, quindi ha una qualche forma di controllo preventivo, vuol dire che stiamo legittimando questo regime di non libertà e in cui purtroppo, l'ho scritto anche ieri in un post e oggi lo ribadisco, la libertà, libertà da e libertà di, quindi libertà negative e libertà positive, sono relegate a degli spazi interstiziali. Davvero la distopia orwelliana sta sempre di più diventando realtà. Qui c'è in gioco qualcosa di più del diritto, è in gioco la nostra dignità e al di fuori del diritto esiste solo la tirannide e la brutalità. Vi mando un grande abbraccio, io per voi ci sono e ci sarò sempre, con quel poco che ho e che sono. Ciao a tutti.